Milano, da giovedì 7 maggio al via la graduale riapertura dei mercati scoperti. Ha attivato un programma in più fasi per garantire un servizio importante per i cittadini, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Saranno infatti 26 i mercati scoperti che torneranno operativi in via sperimentale per i soli operatori generi alimentari, sui 94 che normalmente hanno luogo in città. La vendita di prodotti non alimentari rimane inibita almeno fino al 18 maggio. Ancora un fine settimana di superlavoro per i poliziotti di Milano impegnati nella lotta allo spaccio di droga. Sabato 3 maggio a finire in manette è stata una 58enne italiana incensurata che spacciava a domicilio cocaina. Gli agenti della squadra mobile hanno notato uno strano via e vai di gente nei pressi del suo appartamento in via Quarti, zona Lorenteggio, e dalla successiva perquisizione hanno scoperto 31 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, un bilancino di precisione e 1.000 euro. In tutto 50 grammi di sostanza, di cui alcune dosi nella tasca del giubbotto. In serata invece gli agenti della squadra mobile hanno controllato in via Ovada, zona ticinese, un uomo, un italiano 46enne. Addosso aveva 2 involucri di cocaina da 1,5 grammi e quindi il suo appartamento è stato perquisito e qui sono stati rinvenuti altri 35 grammi di cocaina divisa in dosi, materiale per il confezionamento, un bilancino e 1.300 euro. Entrambi sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Milano. Compleanno festeggiato a sorpresa in RSA con i figli grazie a un interfono. La signora Maria Rosone ha festeggiato il suo 91esimo compleanno alla struttura Anni Azzurri Mirasole di Opera. L'anziana, dopo più di 2 mesi, ha potuto rivedere di persona e parlare con i suoi figli grazie a un interfono installato su una vetrata della struttura. All'inizio dell'emergenza Covid-19, la residenza aveva avviato l'iniziativa che prevedeva l'utilizzo di tablet per permettere di effettuare videochiamate tra ospiti e familiari della struttura, per garantire la continuità delle relazioni.